Occhi rivolti al cielo pensando alla strada statale 51 di Alemagna. Per la riapertura serve il sole, serve il tempo per installare e rendere attivo il sistema di monitoraggio e di allarme che è stato deciso. Per installare un sistema di questo tipo servono almeno 2 settimane. Nel frattempo la frana è presidiata a vista e potrà esserci un'apertura nel momento in cui le condizioni meteo lo consentiranno. Questo alla luce dell'incontro che è stato fatto venerdì mattina con il professor Nicola Casagli, che ha proprio dichiarato anche scritto che nel momento in cui non ci sono precipitazioni piovose, quindi c'è il sole, quel materiale che è in stato precario dal punto di vista dell'equilibrio è molto difficile che scenda a valle, quindi ci saranno delle finestre quando il tempo lo consentirà per riaprire la strada nella località di San Vito. La strada è chiaramente libera, soltanto che ci si preoccupa che non accada niente. Quando crede e spera si potrà avere la strada transitabile per tutti. La strada transitabile per tutti, rimaniamo a quello che era stato detto giovedì mattina, e cioè tra una quindicina di giorni. Però nel frattempo la strada sarà transitabile a tutti solo in determinate finestre quando il tempo lo consentirà, perché la frana è controllata a vista. Verranno installati 2 pluviometri, questo è quello che ha chiesto ANAS, in modo tale da avere contezza delle precipitazioni sulla strada ma anche a monte, e per dare una sorta di alert, di allarme per far chiudere la strada ad ANAS, che poi provvederà a chiudere nel momento in cui dovesse piovere. Alemagna che, in caso di allarme, verrà chiusa a TAI, deviando per Auronzi il traffico indirizzato a Cortina d'Ampezzo, ma intanto deve essere approntato il sistema di allarme. Slitta comunque la riapertura rispetto a quanto ipotizzato venerdì scorso, quando si era parlato di domani.